Apocalisse, capitolo 12. O primo segno, a femmina vestita sola e o drago. In aquilo cielo comparette un segno assai rosso, una femmina vestita sola, con una corona e 12 stelle in capo, e una luna sotto i piedi suoi. Steve per scravare figlio suo, e luccava per dolore, e per malapadenza la figlianza. Poco dopo comparette in cielo un altro segno. Era un dragone assai rosso e russo come un fuoco, con 7 capi e 10 corna. Dopo ogni capo teneva una corona e che ancora soia strascinavano terze stelle, a rindo cielo e buttavano coppa a terra. Chi lo dragone si fermava innanzi a quella femmina, che stava per sgravare, perché soleva strafugare che l'unanillo in broma fosse asciutto fuori. Che la femmina sgravava in un figlio maschile, che secondo volere lo Signore. Aveva regnato a tutto il popolo romano con un bastone fiero. Che l'unanillo fu subito afferrato e fu portato innanzi a Dio, innanzi al trono suo. Che la femmina invece se ne fu a 30 deserto e se nascone 30 kg di ganze che il Signore aveva preparato, apposta per essa, e la rumanette per 1260 giorni. Ogni giorno il Signore le mandava tutto quello che le serviva per mangiare. Poi scoppiava la guerra in cielo. Michele insieme all'angelo suo, a una parte e l'altra parte il dragone insieme all'angelo suo. Ma chi se fu in abbangiuta e non ci fu più posto per loro in cielo, e che lo dragone fu buttato fuori. Che lo dragone assai rosso, che lo serpente antica, che noi chiamiamo Oravole, Satanassa, e che cerca a fatturare tutta la gente che stanno in coppa a tutta la faccia della terra, fu buttato con violenza in coppa a terra, insieme a tutti gli angeli che stavano insieme con esso. Sentiette poi una voce assai potente che strillava in cielo e diceva: questo è un momento della salvezza. Mo ha cominciato il regno di nostro che viene con la potenza. Mo il potere suo viene consegnato in mano a Cristo suo, perché è stato zuffunato per sempre quello che accusava tutti i frati nostri. Quello che giorno e notte accusava i frati nostri innanzi al trono rubato eterno. Ma loro l'hanno abbangiuto per mezzo dello sangue di Gesù Cristo, l'agnello del Signore, e per mezzo dell'attestazione ognuno è loro, che non hanno sparagnato la vita a loro. E hanno inittato pure loro sangue come a Gesù Cristo. Facite festa in cielo e pure voi che state in essa. Uai invece a voi, terra e mare, perché ora è stata buttata con la forza in mezzo a voi, e chi ne tutta la collera soia, perché sapeva buono che non rumanà, poco tempo ancora. Mo, quando quello dragone si fretta scaravandato in coppa a terra, si buttava con la forza contro quella femmina che danno aveva sgravato il figlio maschile. Ma subito fu indirato a quella femmina 2 scelle, come a quella che tiene l'aquila, e la facettero volare rindo il deserto. Mezzo a chilo di ganze che era stata preparata apposta per questo, per far rasare quello serpente, assai rosso, e la fu saziata per 3 anni e mezzo, per un tempo, 2 tempi e a metà in un tempo. Che lo dragone tanto fu magari rindava occasione ciume e acqua, a rete a quella femmina, per far runzare rinda tutta quell'acqua soia. A terra invece retta la mano a quella femmina, a rapetta la bocca soia e s'aiutette, che lo ciume che lo dragone aveva riversato rindava occasione. E tanto che lo dragone, indussacato e morto per quello che era successo a quella femmina, se ne è a fare una guerra contro chi lo riesta la discendenza soia, e si mettette a fare una guerra contro tutti quelli che mettevano in pratica i comandi del Signore e credevano a tutto quello che aveva detto Gesù Cristo. E chi lo dragone si fermava in coppa all'arena romana.